Pronti? 1, 2, 3. È buono, questa volta il segnale, si avvantaggia subito Rambo di Cesato veloce su Topaschi Etoile che si sistema in schiena, poi dovrebbe essere Visipan, via via tutti gli altri molto allungati dopo i primi 150 metri di gara. Conduce quindi Rambo di Cesato, in schiena c'è Topaschi Etoile, terza posizione per Visipan, più indietro seguono Sheridan Treb e quindi la progressione di Naldo Benal che non aveva colto partenza eccellente e ora si avventura per corsie esterne. La sua schiena è presa da Zachar Bey, poi anche Voldemort Nall progredisce all'esterno, in coda ancora i due super penalizzati, Zeno del Ronco e Asteco dei Greppi, intanto 47-1 il passaggio per Rambo di Cesato che si trascina sempre Topaschi Etoile, l'esterno e Naldo Benal con in scia Zachar Bey, lungo la corda c'è Visipan, intanto il mezzo miglio se ne va in 1 e 2 con situazione tattica ora in evoluzione, anche se una terza ruota di Asteco dei Greppi si conclude con l'errore dello stesso. Numero 9 Asteco dei Greppi, così il chilometro squalificato. è completato in 1:16,9. Si esclude quindi il favorito Asteco dei Greppi e in vantaggio è ancora a un giro dalla conclusione Rambo di Cesato, si impegna per corsie esterne Naldo Benal, lungo la corda c'è Topaschi Etoile, seguito da Visipan. E siamo ora a 700 dalla conclusione, in vantaggio Rambo di Cesato, Topaschi Etoile nella sua scia, c'è la progressione ora di Zachar Bey sopravanza Naldo Benal, vedremo se Topaschi Etoile anticipa, no, Zachar Bey insiste nella sua progressione, Rambo di Cesato in vantaggio quando siamo a 500 dal palo, ma Zachar Bey si avvicina e si trascina Voldemort Nall che viene in terza ruota addirittura a 400 dall'arrivo, lungo la corda c'è Topaschi Etoile, ma in vantaggio ancora è Rambo di Cesato quando siamo sulla curva finale a metà della quale insiste Zachar Bey, insiste Voldemort Nall, Topaschi chiuso la corda, poi il tentativo anche di Zeno del Ronco che va in quarta, siamo all'ingresso in retta d'arrivo con tentativo di Zachar Bey ancora su Rambo di Cesato, Zachar Bey si avvantaggia nel finale, Zachar Bey viene a concludere netto vincitore nei confronti di un ottimo Rambo di Cesato, per il terzo finiscono in linea Zeno del Ronco all'esterno e Topaschi Etoile all'interno, 29-7 a chiudere, 1-16-1 preso naturalmente dallo start, vale meno per Zachar Bey, Leonardo Vastano che vincono davvero in maniera convincente questo clou dall'arcoveggio sui 3 nastri riservato ai gentleman. Bella affermazione per questo allievo di Nicola Merola, Leonardo Vastano, come detto in sediolo, che vince davvero molto molto agevolmente, piazzando la sua stoccata nel finale per piegare un comunque validissimo Rambo di Cesato che è ancora buon secondo, mentre per il terzo ci sembra che Zeno del Ronco sul traguardo riesca a prevalere di precisione su Topaschi Etoile.